In un mondo in continua evoluzione, dove purtroppo contiamo più i cigni neri dei cigni bianchi, penso che sia fondamentale la collaborazione tra il pubblico e il privato e con tutti gli stakeholder del nostro territorio. Quindi io penso che ognuno debba fare la propria parte per il suo, ma poi avere magari una visione comune, una visione per il bene di questo territorio, per rendere questo territorio sempre più competitivo e sempre più attrattivo. Andremo a firmare un accordo con la Regione che avrà diversi capitoli. Uno dei capitoli che riteniamo più interessanti, più innovativi, è quello che riguarda l'housing sociale. Penso che sia uno strumento che vada incontro alle esigenze dei giovani studenti, dei giovani lavoratori e anche ovviamente degli immigrati. Uno strumento che possa rendere questo territorio attrattivo, che possa non penalizzare le persone a inserirsi nel mondo del lavoro, ma anzi a facilitarlo. Lei parlava di 3 macro aree, chiamiamole così, no? Su cui poi raccogliere delle sfide importanti. Sì, le tre macro aree che noi individuiamo senz'altro come le 3 macro aree di problematiche o di opportunità future sono sicuramente quelle legate alla demografia, al tema della transizione digitale e della transizione innovativa ed infine il tema della sostenibilità. Queste sono le 3 grandi macro aree, macro sfide che guardano al futuro. Per porre la nostra soluzione abbiamo altrettanto 3 idee motrici che partono senz'altro dal capitale umano in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi, nel senso che dobbiamo cercare di upskillare e reskillare la forza lavoro esistenti nel mondo del lavoro e dobbiamo cercare di far capire bene, dialogando, collaborando con tutto il mondo dell'istruzione su quelle che sono invece le nuove materie che il mondo del lavoro necessita. Quindi capitale umano al centro, capitale umano dove non solo c'è una possibilità di crescita per il nostro territorio, ma c'è anche un'opportunità per averne di più, visti i dati estremamente positivi dell'occupazione. Poi l'altro tema fondamentale è il mondo del lavoro, un mondo del lavoro che continua a cambiare e quindi su questo dobbiamo continuare a formare la nostra forza lavoro. E in ultimo, come dicevo, appunto la casa che vuole essere un asset fondamentale per il nostro territorio, per i nostri lavoratori, per i nostri studenti. Presidente, in apertura un minuto di rumore per Giulia Cecchettin. Sì, Giulia Cecchettin, una giovane donna, una ragazza barbaramente uccisa. Giulia Cecchettin è una di noi, una del nostro territorio, una ragazza laureanda in ingegneria della nostra università. Ci sentiamo in dovere come classe imprenditoriale di questo territorio di far capire in maniera molto chiara, molto ferma, come atti di violenza, atti discriminatori, atti di mortificazione, specialmente nei confronti delle donne, non devono trovare assolutamente cittadinanza nella nostra comunità, nelle nostre imprese. I sì e i no, che poi forse quelli che ha elencato noi ripeterà il Ministro? Rispetto al governo, insomma ai provvedimenti del governo. Solleciteremo il Ministro su quelle che secondo noi sono delle necessità impellenti e urgenti in termini di investimenti e quindi di Industry 5.0 da mettere a terra velocemente. Il Ministro parla di 12 miliardi, vorremmo capire bene nei decreti attuativi cosa c'è dentro, però se la direzione è quella di supportare gli investimenti delle imprese nelle 3 transizioni fondamentali, digitale, sostenibile e energetico, per noi è la strada giusta. Bisogna però farlo velocemente perché, torno a dire, non possiamo fermare la crescita, non possiamo fermare gli investimenti. Perché la manovra del governo non vi convince del tutto? Siete preoccupati per quest'ultimo trimestre? Beh, se guardiamo quello che conteneva la manovra è sicuramente poco, il 9% dedicato al mondo dell'industria è sicuramente poco. Noi abbiamo invece bisogno di una politica economica dell'offerta, una politica economica vicino all'industria, forte e concreta. Si parte anzitutto dal capitale umano, ci ha detto poco fa il Destro. Assolutamente sì, prova ne sia che firmiamo questo grande accordo, prima nazionale, dove le 2 realtà, quindi Confindustria e Regione del Veneto, stabiliscono dei punti sui quali lavorare assieme, uno dei quali è l'housing sociale, quindi tutto quello che è l'attività a corredo a sostegno dell'impresa, ma molto altro ancora. È la casa uno dei
punti salienti di questo accordo, un problema enorme in questo momento. Beh sì, alla luce del fatto che mancano lavoratori, per avere i lavoratori bisogna farli venire da fuori e bisogna creare le condizioni affinché riescano a stabilirsi qui economicamente in maniera vantaggiosa o quantomeno sostenibile. Dall'altro però questo accordo prevede anche altre collaborazioni rispetto alle infrastrutture, all'attrattività, quindi al dare al Veneto, continuare a dare al Veneto questo standing internazionale in maniera tale che possa essere sempre attrattivo anche rispetto ai capitali stranieri. Attrattività anche di finanziamenti, di capitali, ci sarà una cabina di regia Regione Confindustria, come vi muoverete per attrarre fondi? Beh, del resto ci muoveremo sempre in linea con poi gli operatori nel territorio. Una prova l'abbiamo avuta già venerdì scorso con la firma dell'accordo con il Premier Meloni, 607 milioni di euro, ovviamente tutti da destinarsi ai nostri territori, e direi che l'aspetto positivo nell'accordo, tra i tanti aspetti positivi, ce n'è uno, il cofinanziamento con 137 milioni di euro di tutto quello che sono i fondi di sviluppo e il Fondo Sociale Europeo e il FERS, quindi formazione e imprese che cubano per noi circa 2 miliardi e 200 milioni di euro. Serve formare questi ragazzi, siamo un po' sempre alla rincorsa, no, di figure professionali. Come fare per diciamo, accorciare un po' le distanze? Beh, diciamo che innanzitutto c'è il tema della formazione prioritario a 360 gradi, è fondamentale che i ragazzi seguano i propri talenti, non è che i ragazzi, quando io mi sono iscritto alle superiori, tutti dicevano dovete fare ragioneria, io non ho fatto ragioneria, ho fatto bene, dopodiché chi amava fare il ragioniere ha fatto ragioniere. E così per l'iscrizione a medicina, quando mi sono iscritto all'università, ci dicevano non iscrivetevi a medicina, i risultati si vedono. Allora, detto questo, io penso che innanzitutto ai ragazzi si debba dire di seguire il proprio talento. Dopodiché, se c'è una disponibilità ad affrontare l'occupazione delle nostre imprese, ovviamente c'è una formazione accessoria che noi sappiamo erogare. Basti pensare che nella formazione, nel periodo di obbligo formativo, il Veneto garantisce formazione a 20.000 ragazzi, è l'unica regione in Italia. E poi ci sono gli ITS, resta la grande sfida. Poi oltre alla formazione che noi garantiamo ai 20.000 ragazzi nei nostri centri di formazione, poi ci sono gli ITS che sono la nuova frontiera, che è il diploma con il turbo, definiamolo così, no? È un master del diploma che ci permette di avere molta professionalizzazione e i risultati si vedono sul mercato del lavoro. Ma a quel punto chi fa l'ITS ha già scelto una sua professione, un suo percorso professionale e lo va a sublimare con il corso. La sua regione fa crescere i PIL italiani? Ma noi siamo cresciuti, dovevamo crescere poco, siamo cresciuti del 3,9, poi abbiamo corretto il 4,2. Quest'anno tutti a stracciarsi le vesti, ma sicuramente cresceremo ancora, magari non tantissimo, però è pur vero che se da un lato c'è qualcuno che dice non si crescerà più, dall'altro magari con la stessa persona ci dice che mancano lavoratori e quindi se mancano lavoratori per la proprietà transitiva vuol dire che c'è lavoro. Allora io direi che il tema delle materie prime è un tema che pesa alle nostre imprese, il tema dell'incertezza sui mercati dato dalle guerre, ci sono 60 guerre nel mondo. E due importanti che conosciamo sono quella dell'Ucraina e quella del Medio Oriente, non pesano poco sul tema dei mercati, perché poi i mercati hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di stabilità. In questo momento il mondo, nel mondo non emerge stabilità e questo penalizza i mercati. Ci sarà un minuto di rumore per Giulia Cecchettin, una borsa di studio in suo nome, e da una parte la vicenda giudiziaria abbiamo visto è già iniziata, dall'altra il dolore però continua. Il dolore inimmaginabile che sta vivendo questa famiglia, il papà e la sorella Elena e i familiari più stretti, il dolore di una comunità e l'orrore che tutti abbiamo vissuto, in primis la famiglia. E benvengano le iniziative, Giulia non deve essere derubricata come semplicemente la 105esima vittima nazionale di femminicidio. Interroghiamoci su quello che sta accadendo. Con obiettività, è giusto lavorare con le scuole perché rappresentano il luogo sacro della formazione, ma il resto della comunità non si chiami fuori, non abbia alibi dicendo tanto ci pensa la scuola. Se tutti lavoriamo per lo stesso obiettivo si diffonde sempre di più la cultura del rispetto della donna contro la violenza di genere e dall'altro riusciremo magari a identificare qualche caso isolato, magari o di troglodita che tratta male la compagna o peggio ancora di mente malata, che in questa direzione ha bisogno di cure e deve essere intercettato.
Il Presidente Destra ha detto che la finanziaria, la manovra del governo non stanzia fondi sufficienti per sostenere il settore dell'industria. Lei che cosa ne pensa? Le piace la manovra? Ma guardi, la manovra la vedremo poi quando sarà approvata, perché questo io non glielo so dire. Certo è che viviamo in un momento non facile, il governo si trova ad affrontare ovviamente una congiuntura che è assolutamente negativa. Basti pensare che i quesiti che lei fa assieme ai suoi colleghi sono sempre quesiti intesi come crisi, difficoltà di mercati, materie prime. Direi che anche questa volta ne verremo fuori, dopo la pioggia arriva sempre il sereno, insomma io direi che intanto si parte, dopodiché i correttivi si possono fare. In un confronto continuativo tra governo, imprese, sindacati per realizzare quello che sino ad oggi era mancata, una vera politica industriale nel nostro Paese. Lo stiamo facendo in Italia con provvedimenti estremamente importanti, quale per esempio il disegno di legge sul Made in Italy che è in corso di approvazione in Parlamento, lo stiamo facendo in sede europea con un rapporto forte, strategico con Germania e Francia, abbiamo realizzato un nuovo format soppiantando il precedente asse Parigi-Berlino con un format trilaterale in cui Italia, Francia e Germania decidono insieme la politica industriale europea. Lo abbiamo fatto a Berlino sulle materie prime critiche, lo abbiamo fatto recentemente a Roma sull'intelligenza artificiale, lo faremo in gennaio a Parigi sulla tecnologia green. Finalmente l'Europa ha capito che deve muoversi e noi ne siamo la punta avanzata. Ha snocciolato di numeri importanti, questi numeri riusciamo veramente a metterli sul territorio? Beh, subito, fin dai prossimi mesi, circa 5 miliardi di euro per le imprese nella manovra economica, non era facile in queste condizioni, 1 miliardo e 300 milioni di euro in più per i programmi PCEI, 1 miliardo e 300 milioni in più per i programmi della microelettronica, 400 milioni di euro in più per i contratti di sviluppo, 150 milioni di euro per il finanziamento della Sabatini, 330 milioni di euro per realizzare le grandi disegni di legge per il futuro, l'intelligenza artificiale, la space economy, la Blue Economy, ma soprattutto accanto a questi 5 miliardi della finanziaria noi abbiamo costruito un'altra finanziaria di quasi 12 miliardi e mezzo con i fondi della riprogrammazione del PNRR appena approvato dalla Commissione, 2 miliardi e 800 milioni di euro per le imprese agricole, per l'autoconsumo energetico, ma quasi 10 miliardi di euro per il nostro dicastero che è quello che meglio spende i fondi del PNRR, di cui 5 miliardi saranno destinati a Transizione 5.0. In realtà su Transizione 5.0, che è quello che le imprese ci chiedevano di più, ci saranno 13 miliardi e mezzo di euro tra i fondi già in programma in bilancio per il 2024 e 2025 e quelli che abbiamo indirizzato con il nuovo progetto col PNRR, appunto quasi 13 miliardi e mezzo in 2 anni per la transizione tecnologica green e digitale. Ma in quelle risorse di questa manovra aggiuntiva che abbiamo creato con le risorse del PNRR vi sono anche 2 miliardi per le imprese che produrranno tecnologia green nel nostro Paese, mezzo miliardo aggiuntivo a quelli della manovra economica per i contratti di sviluppo nei settori strategici, 320 milioni di euro a fondo perduto per le piccole e medie imprese che realizzeranno impianti di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo industriale, altri 100 milioni di euro per le venture capital, insomma quasi 10 miliardi di questa manovra con le risorse europee che si aggiungono ai circa 5 miliardi della manovra nazionale. Risorse importanti e significative, io mi auguro decisive nei prossimi 2 anni per far fare quello slancio importante alle imprese italiane nella via della rivoluzione digitale e green. Gli industriali hanno insistito molto su creare le precondizioni per essere attrattivi soprattutto per i più giovani. Quindi il problema della casa, il problema poi del cervelli in fuga, quindi essere attrattivi significa poi avere il futuro, no? Avere questi giovani più preparati. Certo che sì, attrattivi significa formare le competenze dei nostri giovani e incentivarli al lavoro. Per questo, sin dal primo giorno di governo, noi abbiamo operato col taglio del cuneo fiscale, che in questa manovra è particolarmente importante per premiare chi lavora, che ha redditi medio-bassi. Per questo abbiamo creato dei meccanismi di deducibilità e di decontribuzione per chi assume nuovi occupati, giovani e donne.
e le misure hanno avuto efficacia perché in quest'anno l'occupazione in Italia è aumentata di oltre 500.000 di posti di lavoro, in gran parte stabili, raggiungendo il record di occupazione del nostro Paese, ma dobbiamo fare di più e per far meglio dobbiamo formare meglio i nostri ragazzi, perché mancano le professionalità, le competenze che servono al sistema industriale. Dal prossimo anno sarà attivo il liceo del Made in Italy, che è istituito col disegno di legge in corso di approvazione in Parlamento. Un liceo del Made in Italy già nell'anno scolastico 2024-2025 in ogni principale distretto industriale italiano per formare le competenze che servono alle filiere strategiche del nostro Made in Italy. E insieme la riforma degli ITS che col Ministro Valditara stiamo definendo, perché bisogna che i nostri ragazzi siano formati alle professioni e ai mestieri che servono e devono anche abituarsi al fatto che, come accade in Germania, in Svizzera, in Francia, andare in un istituto professionale, a un istituto tecnico, è un onore, non una mortificazione. Un suo commento all'esito dell'assegnazione dell'Expo 2030 dell'Ape? Noi abbiamo fatto il possibile in un dossier che avevamo ereditato dal precedente governo. Io credo che comunque l'Italia è apprezzata nel mondo, ci saranno altre occasioni in cui misurarci, magari dovremo prepararci meglio a quelle occasioni. Nel contempo prepariamo il Paese ai grandi eventi internazionali che ci sono, all'Expo, al Giubileo del 2025, al Giubileo del 2033 che è ancora più importante perché è millenario rispetto a quello del 2025, alle Olimpiadi di Cortina e Milano, agli altri grandi eventi sportivi che sono già programmati nel nostro Paese, e stiamo facendolo anche per quanto mi riguarda, per esempio con una riforma per il settore dei taxi che ha avuto efficacia. Lo ricordo a me stesso, nel 2011 ci provò il governo Monti nel fare la riforma dei taxi, perché già allora si sentiva il bisogno di una riforma perché la legge preesistente di fatto era inattuata. Ci ha approvato il governo Monti nel 2011 e fu costretto a ritirare il provvedimento. Ci ha approvato il governo Renzi successivamente e fu costretto a ritirare il provvedimento. Ci ha approvato il governo Draghi nel 2022 e è stato costretto a ritirare il provvedimento. Ci ha approvato il governo Meloni, il ministro Urso, in quest'anno, lo abbiamo fatto approvare in Parlamento e i grandi comuni stanno già attrezzandosi per più licenze, Milano, più seconde guide, Firenze, più licenze temporanee o stagionali come a Roma, insomma stanno utilizzando la nostra legge finalmente per avere più taxi nelle nostre città e dall'altro all'altro la nostra legge saranno taxi ecologici, sostenibili. Questo problema esisteva nel nostro Paese da oltre 10 anni, avevano provato a risolvere gli altri, non ci sono riusciti, l'abbiamo fatto noi e i comuni finalmente stanno facendo i concorsi e stanno dando finalmente le seconde guide, cioè quello che serve ai cittadini e ai turisti internazionali e agli sportivi che seguiranno questi avvenimenti, perché bisogna accoglierli al meglio se vogliamo che poi tornino come turisti successivamente.